diciamo la verità, Foggia è una delle peggiori città italiane da questo punto di vista, delle ancora, peggiori città italiane. Ma non è vero. Foggia è una, non solo delle più brutte, da questo punto di vista della sicurezza, una delle peggiori. Fermi tu. Una delle città più orrende d'Italia. Qualcuno va a Foggia per turismo? Non vai a Foggia, porca puttana! Foggia che si ribella al fatto che ho detto che è una città orrenda. Io non sapevo che esistessero alberghi a Foggia, per esempio, pensavo che non ci fossero. D'Italia, non tutte, lo confermo. Contavo di parlare di una cosa bella alla quale ho preso parte mercoledì 11 settembre. Ho visto un video del signor Cruciani parlare male della mia città e oserei dire in maniera alquanto gratuita. Faccio una premessa, non sono un amante maniacale della mia città, questo posso dirlo perché la vivo ogni giorno e c'è anche chi la vive più di me. Parlare in maniera gratuita di una città definendola orrenda, poco attraente, con poco da offrire, mi sembra gratuito e privo di senso. Chi è consapevole dei problemi della propria città, di qualsiasi città, è colui che vive in quella determinata città. Quindi chi meglio di un foggiano può parlare di quello che non va? Di certo non può farlo così dall'oggi al domani una persona che non ha mai probabilmente visitato Foggia, basandosi su luoghi comuni per sentito dire. Prima che il signor Cruciani facesse determinate considerazioni sulla città di Foggia, non nego che qualche volta mi capitava di guardare, di vedere alcuni video del programma radiofonico La Zanzara e devo dire che a volte mi capitava anche di condividere alcuni suoi pensieri. Ogni città ha qualcosa da raccontare, una storia innanzitutto, tradizioni. Foggia, come tantissime altre città d'Italia, ha sfornato delle eccellenze, ha una tradizione, ha una storia. Non conoscere le radici di una città e parlarne male basandosi, ripeto, su luoghi comuni, la trovo una cosa abbastanza azzardata, ma soprattutto priva di senso, perché parlare male di una città in maniera gratuita, definendola orrenda e poco sicura, sicuramente non risolve la situazione. Dietro ogni città c'è un'amministrazione locale, al di sopra ce n'è una regionale e al di sopra una nazionale. Foggia non mi sembra, io che la vivo, una città solo ed esclusivamente caratterizzata da furti rispetto ad altre città d'Italia. La storia di Foggia non sono io a doverla raccontare, perché Foggia, ripeto, come ogni città, non solo d'Italia, del mondo, ha la sua storia, le sue eccellenze, ha qualcosa da raccontare. Beh, una persona ignara di quello che Foggia da sempre ha da raccontare, non solo in negativo. Una persona ignara che ha tutta la libertà di dire quello che vuole, perché grazie al cielo la libertà di pensiero e di parola è una cosa sacrosanta, rischierebbe di fare uscite a vuoto. E devo dire che il mio compaesano, noto youtuber, musicista e opinionista di calcio Donato Inglese, devo dire che il suo intervento, secondo il mio punto di vista, è stato abbastanza esaustivo. A modo suo ha ricordato al signor Cruciani che documentarsi prima di parlare non fa altro che arricchire la propria persona, darle l'opportunità di evitare di parlare in maniera inopportuna. Per quanto riguarda il resto, chi meglio di una persona che vive la propria città, nella e la propria città, può conoscere, soprattutto da estranei, parlare male di una città che non si conosce, non porta da nessuna parte.
Donato da Foggia. Dimmi Donato. Cruciani, ma perché non ti vergogni di quello che hai detto sulla nostra città? Ma non mi vergogno per niente. Tu hai detto, a parte che io mi chiamo Donato Inglese, il maestro mi conosce tutta Italia. Ma chi è? vai a vedere Ma su chi YouTube, ti conosce, Donato? Io per esempio non ti conosco. Chi cazzo sei? E vai su YouTube e non rompere le pappe. Porta rispetto alla città di Umberto Giordano. E chi è? Conosci il più grande compositore? Ma va benissimo. E allora? Ma che è la città che è stata nella seconda guerra mondiale la città più bombardata. Ci siamo rialzati da soli. Io sono cornista, a differenza del biologia. Sai che cos'è il corno? Studia la storia, capra. Che cos'è? Studia la storia. Sei cornista? Il corno francese. Impara! Non c'è neanche gli strumenti musicali. Ma che c'entra? Io sono il primo cornista a Foggia, diplomato in conservatorio. E chi se ne frega? Il primo... Come che ce l'hai? Storia! Pensa che primato. Allora, calma. Allora, ho detto che Foggia è una città brutta e la Foggia è una città invivibile. Siamo d'accordo, ma non è tutto invivibile a Foggia. Ma non lo so, amico mio. Comunque sei uno youtuber moscio, Donato Inglese. Sei moscio. No, io tu che c'ha due palle così.